Beh, cambia che finalmente rispetto a diciamo gli ultimi anni, in potenza e anche non solo concretamente, c'è la possibilità di impegnare, spendere risorse vere, soldi veri, che sono ovviamente frutto di alienazioni di alloggi per gli inquilini che ritengono di fare un investimento. Tanto per chiarire, nessuno viene messo per la strada se non ha necessità o voglia di acquistarlo, e questo ovviamente ha un riverbero importante anche dal punto di vista dell'economia, perché va nella direzione o di acquisire alloggi nuovi già costruiti, invenduti, o realizzare nuovi alloggi, diciamo, a fronte di terreni già previsti dal punto di vista urbanistico e la poi realizzazione dei fabbricati degli alloggi sopra. Per cui insomma un'importante svolta, un trend che negli anni, ripeto, si è sempre contraddistinto per la mancanza di risorse. Questo piano, diciamo, a regime potrebbe andare oltre anche i 100 milioni di euro, che mi sembra una cifra considerevole. Ecco, lei ha fatto riferimento nella discussione in aula alle graduatorie, chiedendo che venga fatto un passo successivo una volta adottata questa legge. Ce lo può illustrare? Certo, perché diciamo fino a un mese fa giacevano tre provvedimenti legislativi che di fatto dovrebbero complementarsi, ovvero noi abbiamo già determinato e definito con legge quale sarà la governance delle ATER nella prossima legislatura, per cui semplificando, cioè non essendoci più i CDA, i consigli di amministrazione, ma rimane un'unica figura che è il direttore, un direttore per ATER provinciale. Oggi abbiamo approvato il piano strategico, ovvero la possibilità di investire quattrini a fronte di alienazione di patrimonio, che quando si vende un alloggio non solo si ha il beneficio di introitare quattrini, ma anche ci si svincola dalla dovere, la necessità di manutentarlo. E il terzo passaggio è il disegno di legge della Giunta, che è una legge quadro, dove vengono ridefinite e ridefiniti anche i requisiti di accesso nei confronti dell'alloggio pubblico, il che vuol dire, in sintesi e con molta brevità, oggi ci sono dei requisiti e dei criteri per assegnare un alloggio che sono: esempio, uno è disoccupato, ha un sovraffollamento, ha uno sfratto esecutivo, e per cui ha un punteggio elevato per quanto riguarda l'assegnazione e la redazione della graduatoria provinciale. Se però dopo qualche anno viene a mancare, o per fortuna ritrova il lavoro, qualche membro della famiglia esce perché trova lavoro o si sposa, e non sussistono più quei presupposti, non è che gli viene tolto l'alloggio rimane sine die. Allora, anche perché secondo noi, come PDL, bisogna interfacciarsi con le vere esigenze del cittadino, ovvero ci sono momenti e passaggi della vita che ci ha necessità dell'intervento pubblico e altri no. Non è detto che uno che oggi ha necessità lo abbia per 30 anni, 20 anni, 50 anni, per cui rimodulare anche per quanto riguarda lo STEP, la revisione dei criteri ogni 5 anni, si decide 10, 3, 5, quello che è, per vedere se permangono quei requisiti. Diversamente, secondo me, è giusto dare una mano a chi ha bisogno maggiore. Grazie mille.